Energy Boat Challenge, la 10ª edizione. Rimanete con noi per assistere a questa incredibile combinazione di nuove generazioni, tecnologia e sport. Energy Boat Challenge, il nostro ospite Riccardo Pecc. Ciao Riccardo, allora il team, vogliamo sapere tutto sul team e poi l'interessantissima storia insomma, degli ultimi giorni, cosa è accaduto alle imbarcazioni. Salve, sono della squadra tedesca, metà tedesco, metà italiano, per questo che parliamo oggi in italiano. Arriviamo di Berlino e siamo qua con la nostra barca che finora ha funzionato benissimo a Berlino e anche qua. I primi giorni siamo andati qua nel Yacht Club di Monaco nell'acqua e abbiamo per esempio tirato qualcuno su un foil e abbiamo alzato, dunque delle video proprio magnifiche. Riccardo, so che avete avuto comunque qualche inconveniente, anche se è andato tutto bene all'inizio, nelle prove, anche in acqua. Poi cos'è successo? Poi il nostro motore ha preso dell'acqua, c'è stata un'infiltrazione nella gondola sott'acqua e non potevamo più gareggiare. E la squadra italiana del Politecnico di Milano, la squadra Physis, è venuta ad aiutarci dopo che avessimo chiesto nelle chat abbiamo bisogno di un secondo motore. Però che cosa si sta svolgendo adesso? E che tipo di competizione? La Championship Race, che è praticamente una gara a sistema KO, dunque appena si va sempre uno contro uno e quello che perde non aumenta in questo sistema di piramide, è un po' come i campioni mondiali che sei fuori quando diciamo si perde. È eliminazione, esatto, era quello. Senti, per tutti i nostri, chi ci sta seguendo, quindi tutti i nostri telespettatori, noi ovviamente dobbiamo andare a vedere la vostra imbarcazione. Riccardo, siamo dall'imbarcazione, quindi nelle immagini che vediamo appunto che scorrono, raccontaci, insomma, parlaci di questo miracolo ingegneristico. Miracolo non lo chiamerei, ma comunque è stato un inverno molto, molto lungo. La nostra barca contiene tantissimo legno, in confronto ad altre barche che abbiamo noi come squadra di Berlino provato ad essere molto rinnovabile, è stato quello l'obiettivo. Noi quando siamo partiti l'anno scorso con l'idea vogliamo andare a Monaco 2023, non abbiamo detto vogliamo vincere, abbiamo detto vogliamo vincere il premio Eco e dunque stasera vedremo se riusciamo. Ma ed è questa la ragione per la quale vedete così tanto bambù, così tanto legno e anche il sedile o le piastre al fondo della parte della batteria o del cockpit sono un materiale flax fiber, è praticamente lino lavorato nel gel coat più biologico. Comunque ci abbiamo pensato un po' di più di altre squadre, comunque essere sostenibili nella costruzione di barche a punto d'oggi non è facile, è una cosa molto difficile e se cerchi i colori, per esempio bianco sopra o olii per il legno o anche semplicemente delle viti ecologiche, per esempio se vuoi fare il calcolo da dove arriva il metallo, come è stato fabbricato, è un pensiero in più che comunque ti crea dei problemi che ti rubano tempo. Si penserebbe, insomma, esatto. Per avere un'imbarcazione completamente sostenibile non è così semplice, perché anche i materiali devono essere. Noi come studenti abbiamo fatto del meglio in un anno e con i pochi fondi che avevamo. Ma si può parlare di fondi e di numeri? Sì. Quindi tu puoi dire quanto è stato investito per l'imbarcazione? Bene, lo vogliamo sapere. Era questa la gran parte del mio job. Che io adesso qua, come vedi, non sto costruendo nulla perché lascio gli ingegneri. Io sono ingegnere gestionale, capisco tutto ma non tocco perché gli altri sanno meglio. Io con altri che sono rimasti a Berlino abbiamo fatto tutto un financial planning, ma anche credo Physis. Tutte queste squadre qua si finanziano loro stesse, vanno a trovare delle aziende, chiedono volete il nostro logo sulla nostra barca? Credo adesso che qualcuno sta vincendo.
È magnifico. Poi vedremo anche questo. Sì. Magnifico. La gara sta ancora andando, è magnifico vederla. Allora, grazie Riccardo e grazie al tuo team. E No, io devo ci vediamo al ringraziarmi, prossimo. devo ringraziare Physis. Se sono sincero, grazie a Physis di essere venuti anche nei loro momenti scuri, che comunque è magnifico che loro ci siano qua a Monaco e hanno provato ad aiutare un po' tutte le squadre e da noi manca il motore, zac, vengono e dicono sì, abbiamo un motore che non è quello giusto, ma dai, proviamo. E quindi ringraziamo ancora Physis perché anche se nei loro momenti giustamente di, Sì, anche delusione. di problema e di delusione, comunque sono venuti ad aiutarvi. Esatto, sono venuti con il loro motore, non sapendo se mai potreste funzionare, ma dicendosi dai, siamo ingegneri, siamo giovani, proviamoci. Università di Messina, il team di Messina. Intanto come vi siete classificati? Allora, noi è il primo anno che partecipiamo, ci siamo classificati settimi in questa edizione ed è stata davvero una bella esperienza, una bellissima esperienza. Grazie. Allora, Guglielmo, come mai sei qui in questo paddock? Perché come dicevamo prima abbiamo aiutato un po' di team, quelli che abbiamo potuto, con dei componenti anche nostri. In questo caso abbiamo pensato una killcord che quindi ci hanno restituito in questo momento. Bene, faremo poi un close up sul pezzo che hanno appunto ricevuto da Physis. E ancora team universitari, Università di Genova con Daniele. Daniele, il suo team, Guglielmo, e qui so che nuovamente Physis è intervenuta con supporto. Sì, abbiamo prestato un componente elettronico, un DC-DC converter e insomma siamo contenti di averli potuti aiutare e insomma li ringraziamo. Oggi tra l'altro loro sono arrivati terzi nella classifica generale come noi l'anno scorso, alla loro prima partecipazione, quindi siamo molto contenti che un altro team italiano possa portare in alto il nome dell'Italia. E voilà, allora grazie ancora Daniele, grazie al tuo team e complimenti ancora per il piazzamento. Grazie mille. Energy Boat Challenge, siamo sul podio. Andrea Pagnini, Università di Bologna. Allora, cosa ti ha lasciato questa esperienza e poi se puoi raccontarci anche delle esperienze passate qui a Monaco. Certo, è grandissima esperienza, molto emozionante. Questa per noi è la terza partecipazione, questa competizione nella Energy Class. Siamo riusciti in 3 partecipazioni negli ultimi 3 anni a vincere ogni anno tutte le competizioni. Quest'anno abbiamo visto più competizioni dagli altri team, è stato molto più impegnativo, molto più entusiasmante e quindi una vittoria molto soddisfacente. E penso che sia uno dei progetti più interessanti per avere uno spunto sostenibile nell'ambito della nautica e che possa dare dei grandissimi spunti per studenti come noi che vogliono approfondire questo argomento al di fuori dell'università. L'anno scorso? L'anno scorso è andata allo stesso modo, forse anche meglio, ci siamo classificati primi in tutte le competizioni, abbiamo vinto la gara anche l'anno scorso e così l'anno precedente ancora e anche il premio per migliore Tech Talk. Quest'anno abbiamo vinto per ora la competizione, sappiamo già matematicamente questo e aspettiamo la cerimonia di questa sera per vedere se avremo vinto anche altri premi che verranno presentati appunto alla cerimonia di chiusura. Quindi non ci resta che dire in bocca al lupo, anche se non c'era bisogno. Ancora Energy Boat Challenge. Guglielmo Martinelli. Allora, qui ovviamente alle spalle abbiamo l'imbarcazione. Ovviamente qualche informazione su questa imbarcazione e quella dell'anno scorso, perché so che l'anno scorso è stato un anno vincente. Sì, l'anno scorso, partiamo dall'anno scorso, abbiamo portato una barca che è riuscita a vincere l'Eco Conception Prize, che è uno dei premi più ambiti a questa competizione, perché è quello che premia il progetto più ecocompatibile, che pensa di più al futuro e al green.
Questo è stato possibile grazie a una struttura dei pannelli solari che l'anno scorso era fatta in bambù, quindi completamente naturale e riciclabile, e soprattutto grazie al cockpit che sia l'anno scorso che quest'anno è fatto completamente in fibra di basalto con resine bio, quindi tutto completamente naturale e riciclabile. Allora, l'anno scorso però parlavamo anche vi siete classificati, se non sbaglio, terzi. Sì, nella competizione in generale siamo arrivati terzi e appunto abbiamo vinto l'Eco-Conception Prize. Quest'anno so che insomma ci sono stati dei problemini, ne parliamo, ce ne parli un po' e poi dai problemi però una grande gloria allo sport support, quindi sport support, perché avete dato una gran mano agli altri equipaggi. Sì, quest'anno purtroppo abbiamo qua la barca, ma non possiamo partecipare alle gare in acqua per una questione di sicurezza. Dati gli ultimi avvenimenti anche mediatici, abbiamo deciso di fare un passo indietro, rielaborare tutto il progetto e vedere se era all'altezza degli standard nostri, dell'università e della competizione. Ed è giusto, secondo noi, dopo un evento così importante che è successo a Napoli, fare un passo indietro e ragionare sulla sicurezza, e per questo abbiamo deciso comunque di portare il progetto, perché è stato il coronamento di un lavoro di un anno e secondo noi è un bellissimo lavoro quest'anno, però era giusto non partecipare alle prove in acqua. Però abbiamo deciso comunque di cercare di metterci a disposizione degli altri team per quanto possibile, quindi ci sono diversi team che hanno avuto dei problemi tecnici e noi abbiamo sia dato supporto tecnico sia dato componenti, quindi dal motore a dei condotti per la reazione, abbiamo dato dei dispositivi di sicurezza, delle schede di controllo, insomma abbiamo cercato di dare il nostro supporto. Dopo le clip sul motore, però attenzione, siamo con degli ospiti e ovviamente bisogna dare spazio anche agli sponsor che hanno permesso insomma tutto ciò. E quindi siamo con Choose Wood. Vuoi parlare di loro e poi li presentiamo? Sì, sono uno dei nostri sponsor più affezionati sicuramente, visto che ci hanno seguiti anche praticamente sui campi gara. Anche oggi sono qua, che è una cosa che non è scontata, e siamo molto contenti di averli qui con noi e insomma lascerei la parola loro per presentarsi, Oscar e Corrado di Choosewood. Allora, Oscar e Corrado, intanto Buongiorno a voi. grazie per aver insomma, supportato tutto questo progetto e partiamo dall'università, perché da quello che mi avete un po' anticipato, voi vi conoscete dall'università. Sì, dopo una vita di lavoro lunga, fatta nel mondo delle infrastrutture, della finanza di progetto, ci siamo ritrovati per fare una cosa nostra e che ci dà molte soddisfazioni, e oggi siamo qui onorati di essere stati compagni di questi ragazzi del Politecnico, noi una trentina di anni fa, e in questo loro percorso che è stato decisamente di successo, li ha portati qui con un progetto ambizioso, con una bellissima barca, una bella esperienza di team, con qualche cosa che si può migliorare, ma come sappiamo decisamente ognuno di noi, e con semplicemente questa, come diceva Guglielmo, questa valutazione sulla sicurezza che da parte del Politecnico è una decisione anche abbastanza condivisibile, visto che mandano dei ragazzi in gara con un progetto che porta comunque il nome del Politecnico di Milano. E per noi è stato molto bello condividere esperienze di vita con dei ragazzi più giovani che hanno capacità tecniche e conoscenze che noi non abbiamo. Per esempio abbiamo fatto degli affiancamenti sullo studio dei materiali che certamente porteranno la nostra società a fare delle scelte diverse in futuro, e ci tengo a dire che mirare sempre, puntare a una produzione e a uno studio di percorsi che siano green è una strategia di business per una società, non è un vezzo, non è una moda Oggi più che mai. non deve essere un vezzo, è una strategia, perché con i cambiamenti climatici che stiamo vedendo una società che abbia un minimo di vision sul futuro deve pensare
di puntare assolutamente a una sostenibilità ambientale e sociale, quindi con certe regole, certi parametri che devono essere sempre vicini. E loro sono stati incredibilmente attenti nello sviluppo di tutta la barca a utilizzare tecnologie green, materiali studiati con cura, testati e questa è stata una cosa che a noi ci ha fatto molto piacere, ci ha fatto anche crescere un nostro bagaglio culturale che non avevamo. Bene, allora parlare un po' dell'azienda, quasi quasi facciamo ovviamente intervenire il socio, così diciamo anche qualcosa su Choosewood. Sì, allora la nostra è una società, siamo due compagni del Politecnico e dopo una vita di lavoro in settori diversi, io nell'ambito delle infrastrutture, lavori pubblici e lui più dalla parte assicurativa, abbiamo voluto creare una realtà che fosse un po' più a nostra portata e quindi abbiamo deciso di fondare una nostra società che fosse anche in grado e ci desse la possibilità anche di dare il nostro piccolo contributo con anche esperienze anche di questo tipo, per credere nei ragazzi che ci hanno conquistato con il loro entusiasmo, con la loro voglia di fare, con le loro idee fresche, con la loro voglia di crescere e sostenerli, essere qua con loro anche a livello emotivo, anche partecipare con loro delle emozioni che hanno vissuto e loro hanno dimostrato anche in questa esperienza con sicuramente la delusione di non poter partecipare in gara, di averla affrontata nella maniera giusta, con lo spirito giusto, con una voglia di collaborare con gli altri, di dare il loro supporto e anche di far festa. È una cosa che hanno fatto e noi abbiamo apprezzato e siamo qui anche per questo. Bene, complimenti ancora, quindi rimanete con noi per le nuove generazioni, la sostenibilità, la tecnologia. Guglielmo Martinelli, le immagini a breve insomma, del motore e della collaborazione con i ragazzi. Assolutamente, grazie mille, grazie mille. Grazie. Energy Boat Challenge, siamo arrivati alla chiusura, quindi ci teniamo a fare la chiusura con Fisis, con Guglielmo Martinelli e intanto un ringraziamento anche agli sponsor che non abbiamo ringraziato abbastanza quest'oggi. Quindi una bella carrellata sugli sponsor sull'imbarcazione e a te Guglielmo i saluti finali. Grazie mille a tutti gli sponsor che ci hanno supportato durante quest'anno e oltre a tutti gli sponsor che vedete sugli scafi ringrazio anche Sparco che mi ha dato la possibilità di avere questa uniforme sicura e professionale per una gara di alto livello come questa. Grazie a tutti. Ci troviamo il prossimo anno a Energy Boat Challenge qui a Monaco Yacht Club. Ci tengo a ringraziare Sparco che anche quest'anno ci ha supportati con un abbigliamento sicuro, bello ma soprattutto professionale per una gara di alto livello come quella della Monaco Energy Boat Challenge. Grazie Sparco.